realtà ai cittadini che hanno voluto essere qui oggi. Una democrazia si riconosce anche nella capacità di commemorare, di ricordare i momenti fondamentali della propria esistenza. Il 25 aprile segna la fine di un periodo tragico, ma anche l'inizio di quella che sarà poi appunto la democrazia nella quale viviamo. Un anno dopo si formerà l'Assemblea Costituente e da lì nasce la nostra storia repubblicana. Alle tante persone che hanno combattuto per questo, ai militari, accanto agli alleati, ma alle tante donne, ai tanti uomini che si unirono a loro nel combattere, si parla di circa 300.000 persone in quegli anni, dovrebbe andare sempre la nostra gratitudine. Ancora oggi alcuni sono qui tra noi presenti, hanno vissuto quel tempo, quella tragedia, ma a loro dobbiamo moltissimo se oggi viviamo in un paese libero. E tuttavia è una lezione che spesso dimentichiamo, e queste feste, che sono feste civili e che hanno il compito di riunire l'intero popolo nel ricordare quello che è la sua storia, quelli che sono i suoi martiri, quelli che sono stati i sacrifici fatti da chi ci ha preceduti, sono giornate che vanno vissute intensamente e sono giornate importanti. Io ringrazio tutti quanti voi di essere presenti, adesso ci spostiamo a Strassoldo, poi per chi vuole a Udine, per celebrare appunto degnamente questa